Sì, è già un po' di tempo che lo diciamo, peraltro, non è una novità. Sembra peraltro che fino adesso non ci abbiano ascoltato poi molto, ma quando noi davamo delle cifre, davamo dei dati, puntualmente poi si sono verificati tutti veri e non ci credevano. Quando noi chiediamo ancora oggi che la Regione ci dia i 30 milioni di euro per il contributo che a nostro avviso ci spetta, è una cifra reale, è una cifra motivata, è una cifra che ci mette solo al pari con l'anno scorso. Peraltro non chiediamo più, i sacrifici li sappiamo già fare da noi, li abbiamo già fatti, ma ancora oggi no, quello che ci hanno dato non ci basta. Ci viene proposta una cifra di 10 milioni che ci mette in condizioni, se non a fine anno, i primi dell'anno prossimo, di portare i libri in tribunale. E questo è il rischio, di portare i libri in tribunale. Sai, una società di capitali come un'altra, l'obbligo è quello del pareggio del bilancio, come è giusto che sia, c'è una responsabilità oggettiva degli amministratori, ci sono i soci, che in questo caso sono gli enti locali, che hanno per il loro conto altri sacrifici da fare e non possono permettersi di fare altri, e per cui questa è la motivazione per la quale noi chiediamo, ripeto, che ci venga dato quanto ci spetta, non di più. Ecco, vi spetta perché lo Stato ha stanziato una cifra e la Regione l'ha trattenuta, è questo il discorso. Lo Stato ha stanziato una cifra che noi giudichiamo essere destinata al trasporto, questa è una vecchia diatriba con la Regione Veneto, che invece la Regione non riconosce. Ma dice bene questa. Le accise di sì, basta. No, questa è DCT. Mi dice proprio lo Stato ha stanziato dei soldi, sono arrivati in Regione e una parte di questi 300, 295 non ci è arrivata. Senta, che cosa è successo per quanto riguarda i finanziamenti? Il governo centrale ha stanziato una determinata cifra che è destinata al trasporto pubblico locale e la Regione non l'ha ridistribuita pari pari alle aziende come avrebbe dovuto fare. E questo mette a rischio la sopravvivenza delle vostre aziende? E questo mette a rischio la sopravvivenza delle nostre aziende. Cosa potrebbe succedere a breve? Beh, guardi, noi abbiamo l'obbligo morale, sociale e economico, perché stiamo parlando di aziende, di fare tutto il possibile per salvare le nostre aziende. Innanzitutto per salvare il capitale, in secondo luogo per fare il nostro dovere, in terzo luogo per fare l'interesse degli utenti, cittadini, studenti, operai e quant'altri usano il servizio pubblico. Se alla fine non ci saremo riusciti vedremo, ma noi non disperiamo. Ok.